Benvenuti alla Trattoria Lombarda, io sono Marco, chef della trattoria stessa, al mio fianco ho il gestore da 3 generazioni, titolare della Trattoria Lombarda. Adesso per Genova Gourmet andiamo a vedere il piatto coniglio alla ligure. Per realizzare il coniglio alla ligure andiamo a vedere gli ingredienti. Coniglio, olive taggiasche, pinoli, bouquet garni composto da rosmarino, timo e alloro, cipolla, aglio, vino rosso rossese di dolce acqua e olio extravergine di oliva Riviera Ligure DOP. E adesso passiamo in cucina a vedere come Giampaolo prepara il piatto. Andiamo a far rosolare l'aglio in camicia in olio extravergine di oliva Riviera Ligure DOP. Una volta rosolato si toglie l'aglio e si aggiunge la cipolla. Una volta che la cipolla è rosolata si va ad unire il coniglio precedentemente tagliato e si fa rosolare. A rosolatura avvenuta andiamo ad unire il bouquet garni composto da timo e rosmarino, qualche foglia di alloro, si aggiunge i pinoli e le olive taggiasche. Avremo l'accortezza di fiammeggiare il tutto con vino rossese. Una volta fatto evaporare il vino, si va a coprire con un coperchio, si porta a una cottura per almeno 1 ora e 30. Se eventualmente il liquido fosse insufficiente, si può aggiungere del brodo ottenuto con la testa del coniglio stesso. Ecco il piatto finito che abbiamo realizzato, adesso vi ricordo gli ingredienti. Coniglio alla ligure per 4 persone, un coniglio da 1,2 kg, 100 g di olive taggiasche, 40 g di pinoli, olio extravergine Riviera Ligure DOP, un bouquet garni composto da timo, rosmarino e timo selvatico, vino rossese di dolce acqua DOC, sale e pepe quanto basta. Per il brodo, carota, sedano, bouquet garni e la testa del coniglio. E adesso con lo staff della Trattoria Lombarda, buon appetito con Genova Gourmet, la vera Genova nel piatto. Il coniglio alla ligure, per voler essere pignoli, dovrebbe chiamarsi con più precisione coniglio alla sanremasca, perché il coniglio è un piatto che si trova più frequente nelle cucine del Ponente, almeno si trovava secondo la tradizione, che in quelle genovesi e in quelle del Levante, dove non era molto usato, anzi addirittura non era nemmeno molto amato. Qui la ricetta che viene proposta è semplice, poi ci sono infinite varianti. Viene scottato il coniglio a pezzi nell'olio bollente con aglio e il mazzetto delle verdure odorose, poi successivamente, quando è diventato croccante, finisce di cuocere anche con un buon pugno di olive taggiasche nel rossese di dolce acqua. Il vino lo ammorbidisce dentro dopo che è già stato fatto croccare fuori. Naturalmente di questo piatto esistono infiniti variabili, chi ci aggiunge un battuto di verdura, cipolla, sedano, carota, chi pensa che sia giusto aggiungerci un po' di pancetta battuta o di lardo pestato. Queste sono infinite variabili, così come chi preferisce per motivi estetici e di colore usare il vino bianco, pigato o vermentino invece del vino rosso, che scurirebbe troppo il sugo. Ovviamente questo lo lasciamo, perché in cucina per fortuna c'è la libertà, al piacere dei nostri telespettatori di scegliere la ricetta che preferiscono.